Grazie Sandro, grazie agli organizzatori della manifestazione, cui abbiamo dato subito il nostro supporto e l'abbiamo sposata con entusiasmo. Il territorio dove siamo è un territorio del Valle delle Terre Normanne. Galle, e mi piace che siamo a Camporreale perché proprio questo comune è stato quello che più ha tenuto a entrare nel contesto delle Galle proprio quando tutte le speranze sembrano ormai aver tagliato fuori il comune di Camporreale per vicissitudini amministrative. Siamo ben lieti, io personalmente sono ben lieto di partecipare a questa riunione e sapere che questa è avvenuta a piena a Camporreale significa per me un motivo di vanto, un motivo di ringraziamento. Galle, spero che tutti, sicuramente tutti ne siete a conoscenza, è un metodo che ha portato, nel nostro giudizio, è un metodo vincente che porta attraverso la concertazione del pubblico e del privato a iniziative progettuali di sviluppo del territorio. Per quanto riguarda il Valle delle Terre Normanne, che è uno dei più grossi della regione, uno dei 18 galle finanziati e materialmente è il galle che io ho visto, di cui io ho la presidenza. Noi sviluppiamo un aspetto del piano del PSR che è quello dell'accezione non prettamente agricola. Ci rivolgiamo allo sviluppo del territorio secondo delle tematiche che ogni territorio settato per quanto ci riguarda sono delle tematiche di sviluppo rurale attraverso lo sviluppo di iniziative turistiche. I bandi del Valle delle Normanne sono tuttora aperti. I bandi delle Terre Normanne sono tuttora aperti, scadono il 19 di luglio come prima finestra, così come i bandi degli altri gradi della regione siciliana tutti hanno preso le medesime scadenze. Le misure private dalle Terre Normanne sono quelle relative allo sostegno e alla creazione e allo sviluppo delle microimprese. Abbiamo messo al bando 1.372.000 euro. L'incentivazione delle iniziative turistiche abbiamo messo al bando 800.000 euro e lo sviluppo delle iniziative relative alla 323 della tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale con 1.800.000 euro di fondi messi al bando. Non vi sto a descrivere ogni iniziativa nel dettaglio, tutte le iniziative sono pubblicate sul sito del PSR, sul sito del GAL, invito a prendere visione quanti l'audio non ancora preso e a partecipare ai bandi di emanazione del GAL. Ritornando alla concettualità del processo che ha portato alla costituzione del GAL delle Normanne, che è un processo comune del GAL della regione siciliana, è un metodo a mio avviso vincente, pubblico e privato messi insieme quasi mano nella mano, individuano delle tematiche di sviluppo del territorio e su queste tematiche si spendono, su queste tematiche vengono finanziati con risorse non, per quanto riguarda il nostro punto di vista, risorse minime per questa Barresi, risorse che nell'intero PSR potevano essere anche più ingenti, ma con sempre risorse di quantità superiore rispetto alla passata gestione. È una scommessa che noi Galli ci stiamo dando, quella di spendere bene queste risorse, di spenderle soprattutto secondo quelle tematiche che ci siamo dati nei nostri singoli piani di sviluppo locale, ma sicuramente delle iniziative da portare a buona prassi di sviluppo territoriale. Santo diceva che i Galli non sono giocattoli, molto spesso sono stati visti come tali, perché
per problemi di comunicazione, per problemi legati a un modo diverso di gestione delle risorse, a delle tematiche diverse. Le tematiche dell'attuale